Buongiorno e buona domenica a tutti voi da FIPA Veneto TV. Siamo nel Palasport di San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, dove oggi si disputeranno le finali regionali Under 16. Scendono in campo Volley Treviso e Cosmo Sinos Marca per il maschile, a seguire invece i Moco Volley San Donà e Vidatta Verona per il femminile. A tra poco con le voci dei protagonisti. Oggi organizziamo, andate ai vostri corsi. Entrambe le finaliste trevigiane se la giocano proprio qui in provincia di Treviso, al Palazzetto di Uomini, San Biagio di Callalta. Fatevi sentire! E si stanno ora al saluto iniziale il Volley Treviso in tuta rossa e nera, la Cosmo Sinos Marca in tuta bianca. C'è il primo tempo vincente di Federico Progetto, 1-1 parziale. E trova il diagonale vincente, Vittorio Ciolin. Il numero 4 Andrea Giro e termina out questo pallone. E trova a lungo linea vincente. Gradi rispetto al campo, che non è né in uno perché loro prendono lungo. Stavo dicendo prima a lui, ok, quando abbiamo palla libera sulla palla alta. E mette a terra questo pallone Vittorio Ciolin. Non mollare, non si è comprato. L'unica responsabilità che vi ho chiesto è di non mollare. E invece no. Ciolin. E con questo ace si aggiudica la finale Under 16 maschile Regione Veneto 2018, il Volley Treviso. Eccoci qui, finale vinta Under 16 maschile Regione Veneto 2018 dal Volley Treviso. Nicolò era partito subito deciso già a fare la foto e forse credo che la differenza sia stata una decisione, ma cos'è che ha poi tagliato le gambe all'avversario?
siamo stati bravi a soffrire nei primi 2 set quando ci hanno messo in difficoltà e dopo ha mollato. È proprio la forza di questa squadra, saper soffrire e essere molto interscambiabili. Siamo quindi tutti molto uguali. E adesso finali nazionali, quindi in bocca al lupo. Eccoci qui col capitano della Cosmo Sisma Volley e finale meritata. Avete tenuto botta 2 set, giusto? Poi siete crollati. Cos'è che è mancato? I primi 2 set ci credevamo un po' di più, cioè è una squadra molto tosta, sempre stata. Abbiamo tenuto bene il Rice, abbiamo attaccato bene, abbiamo coperto, avevamo la grinta, eravamo uniti e abbiamo fatto bene. L'ultimo set noi siamo fatti così, non so perché abbiamo mollato, però vabbè, comunque siamo contenti di essere arrivati fin qua perché non ce l'aspettavamo e adesso ci rifaremo alle nazionali. Every day of sunshine, gotta play sometime. Every day not one time. Every day of sunshine, every day of sunshine, gotta play sometimes. Every day not one time. Every day of sunshine, sunshine, sunshine. Every day of Ed ecco voi le finaliste Under 16 2018 femminile Regione Veneto. Questi ne 7 giovanizi che iniziano questo primo set per le nuove buone campionati. La loro ragazzo Santini. Queste ne 7 giovanizi della guidata a Max. E trova un altro ace al servizio 5-2, parte subito porta di data in questo primo set della finale Under 16 femminile Regione Veneto 2018. E non tiene la difesa di Vidata sull'attacco. E trova l'ace. No, non aspettiamo di buttare la palla a facilità, cioè vogliamo prendere qualche rischio. La volta la mano e lavorando con la difesa la scelta dei colpi d'attacco.
Macagnina, un altro punto a mandata. Di poco termina auto questo pallone. Sta mettendo 1-1 e andiamo a tirare sotto, entrate con la mano, anche alto ma con la mano, ok? Hanno vinto. Della finale Under 16 femminile Regione Veneto 2018. Macagnin, e cosa ha fatto la differenza? E allora, partiamo dicendo che non siamo un gruppo che ha lavorato tantissimo insieme, però in poche settimane abbiamo dovuto metterci insieme e l'obiettivo comune è appunto di arrivare a queste finali nazionali come prime della regione. La squadra, il fatto di lottare per anche quelle che sono in panchina o che si sono rotte per terra ha fatto la differenza e quindi la forza del gruppo alla fine ha vinto. Ok, siete contenti di questa vittoria? Ve lo fate vedere? Qual è stato il punto forte di questa annata vostra che vi ha portato ad arrivare qui? Beh, sicuramente siamo una squadra molto unita, perché anche tra ruoli diversi, ad esempio le due bande, i due liberi, i due palleggiatori, siamo molto unite come squadra, quindi nei momenti di difficoltà ci teniamo molto su anche a vicenda. È già bello essere arrivate qua, daremo il massimo alle nazionali. Bene, allora vi faccio un mega in bocca al lupo a voi e a queste finali nazionali. Faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo delle finali nazionali del femminile a Bologna, del maschile a Torino. Queste squadre ci rappresenteranno come Regione Veneto, a loro un grosso in bocca al lupo. Grazie a tutti, grazie ai genitori per la vostra presenza. Vince l'Under 16 maschile, Regione Veneto 2018 e il volley Treviso. Campioni Under 16 maschile, Regione Veneto 2018.